Amici bellini, buongiorno. Ovviamente vedete il mio essere appena sveglio, ho dormito pochissimo, cose incredibili, come ci aspettavamo, come abbiamo detto, non solo l'ufficialità è arrivata, si parla. Cominciamo, va. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Sono ancora in silenzio stampa. Era meglio quando c'era il Pampa. Poi la gente dice che ti fa una lampa. Ma invece di cantare, perché non me lo porti sto caffè? No, non gridare. Pure tu. Non è questione. Io mi rendo conto. Io non sono tifoso e fa frego. Pensate un po'. Perché quello sta nervosissimo. Sono 2 o 3 giorni che sta nervosissimo e che non si ripiglia più. Fa vedere che a voi però. Cioè, non posso parlare, sono in silenzio stampa, mi metti in difficoltà. Spalletti, a me, Spalletti, spallucce. No, non facciamo spallucce e vediamo. Dai, fiducia. Allora, nel frattempo che io aspetto questo caffè, al mare, benvenuti al mare. Noi al mare dovremmo andare, senza pensare più a nulla, questa società, questa cosa. Io non ce la faccio più, veramente, perché nel frattempo, mentre io voglio darvi, capito, voglio rassicurarvi, spiegarvi cose tattiche, tecniche, dirvi sì, è finita la benzina, io mi rendo conto che praticamente quando una risposta arriva così e la gente continua a pensare qualche cosa è successo, eccetera eccetera, ma come faccio a dire di no? E come faccio a dirvi quando mai il calcio è pulito? Vi ho sempre detto con onestà che nel calcio le schifezze esistono, non sappiamo che tipo di schifezze, ma esistono, e quindi purtroppo di fronte a certi silenzi e a certe cose, io vi dico la verità fino in fondo. La risposta di Politano non è altro che la conseguenza dell'atteggiamento della società. Vi ricordate quando Elmas fu punito? Adesso ci prenderemo. Non mi ricordo bene il tweet, se qualcuno lo vuole trovare, lo vuole cercare, voi siete bravi, poi me lo scrivete sotto nei commenti. Prenderemo i provvedimenti nelle dovute sedi contro Elmas perché Elmas rispose a delle domande in nazionale, eccetera eccetera. Guagliù, basta! La nostra reazione, non la mia, la nostra reazione deve essere basta, perché il silenzio stampa a convenienza non va bene, sia per la società sia per i giocatori. Io mi rendo conto che un Politano si vuole parare la palla e quindi dice io è meglio che non parla proprio perché qualsiasi cosa dice può essere usata contro di me e non voglio nemmeno voglio anche evitarmi multe probabilmente perché sono tutti consci e consapevoli che basta che dicono una cosa fuori posto e li stangano o comunque li attaccano eccetera eccetera dall'interno. Questa è la cosa importante, dall'interno. Poi dopo la stampa fa quello che deve fare in maniera pretenziosa, pretestuosa, lo fanno, lo sappiamo, ma è dall'interno che poi arrivano le più grandi rotture di coglioni. Allora il silenzio stampa, dobbiamo essere un attimo onesti, ricostruire bene, è a convenienza, è quando capita, è quando vuoi chiudere i discorsi che interessano a te, perché il silenzio stampa significa silenzio stampa, cioè non parla nessuno. Ugolini non va a Castelvolturno, come si chiama? Modugno non va a Castelvolturno, nessuno parla con nessuno e invece i tweet di De Laurentiis non sono mai mancati, le storie del vicepresidente sono arrivate quando vi piaceva cavalcare la cosa, che bello, la giustizia trionfa sempre eccetera eccetera, quindi dite quello che volete dall'interno della società. I giocatori, le storie, i post su Instagram li hanno potuti fare quando vi conveniva farglieli fare perché dai ragazzi manca poco, vi ricordate Osimhen up next, no? La prossima manca solamente una partita, grazie Gattuso, grazie mister, le bellissime storie di Insigne, di Koulibaly, di ringraziamento a Gattuso, questi vi vanno bene, però poi non possono parlare quando gli fanno una domanda, i rumori. Quando gli fanno però una domanda sul campionato, cosa è successo a Verona, tu puoi semplicemente dire la partita sbagliata, punto. Non puoi dire nemmeno quello. Non hai avuto delle direttive dalla società. Io voglio un pochino di serietà. È arrivata l'ufficialità di Spalletti, benissimo. Insieme faremo grandi cose. Insieme se tu
fai una programmazione seria insieme e fai parlare le persone, e se fanno una domanda noi possiamo sentire una risposta. Che cos'è questo insieme? E lo dico dalla parte di uno che è contento dell'arrivo di Spalletti, perché secondo me con i chiari di luna che abbiamo un po' di esperienza non può farci che bene. Poi il personaggio spacca spogliatoi, risponde male. Le cornacchie, le sentite le cornacchie, altro che pavoni. Le cornacchie, a quest'ora ci sono le cornacchie. Insomma, è ufficiale, Spalletti, tutto bene. Come vi avevo detto, ovviamente arriveranno tutte le notizie di Mercatesino, adesso D'Ambrosio, tutti i giocatori che lui ha avuto all'Inter, qualche giocatore che avrà avuto magari all'epoca alla Roma. Aspettiamo, il Napoli interessato a Dzeko. Aspettiamoci anche questo, perché non c'è nemmeno fantasia da parte degli addetti ai lavori, ma io li capisco pure. Il silenzio stampa porta a notizie fantasiose che lasciano il tempo che trovano. Lasciate parecchi like, perché sennò non vado live, me la vedo da solo e poi faccio il commento dopo. Mi scoccio, mi sto scocciando, sono un pochino demoralizzato, sono un pochino disamorato, perché sarà una estate lunghissima e io non ce la faccio più. I presupposti sono già sbagliati, non ce la faccio, ho dormito male, mi sono svegliato peggio. L'ufficialità, bene, tu parli, il presidente parla sempre, fa quello che vuole, però i tesserati non possono parlare e i tifosi restano con i dubbi, con le incertezze, con le cospirazioni, e così non ce ne usciamo più. Allora io mi auguro semplicemente che il signor Spalletti sappia, ma non può non saperlo, no? Abita su questo pianeta, sa che patata si sta abbracciando, una patata bollente. Non lo so se ha intenzione di venire a lottare oppure se farà la sua esperienza, se viene a pigliare comunque si 5 milioni e rotti garantiti di questo biennale, che pare abbia poi un'opzione per il terzo, devo informarmi bene. E speriamo di indovinare quei tasselli importanti, speriamo di fare le cessioni giuste con gli acquisti giusti, perché non basta dire basta poco, 2 innesti qua e là. No, ci vuole anche un po' di fortuna per indovinare i tasselli giusti e non poi rinunciare, come si dice, ai tasselli quelli là importanti, perché già sto sentendo portiamo Fabian in braccio all'aeroporto. Ci andrei piano, perché altrimenti poi ci ritroviamo come al solito come un giocatore che adesso, stasera si va a giocare alla Champions League, noi gliel'abbiamo portato in braccio, perché 60 milioni ovviamente non li puoi rifiutare, e va bene, però vediamo chi poi viene, perché qua si sente in giro che si punta tutto su Bobotta, e io non sono felicissimo. Finalmente il nostro supereroe, il supereroe che non sapevamo di meritarci e che alla fine ci dobbiamo accollare. Signori, vi voglio bene, da New York Valerio Fluide è tutto, ma su caffè non arriva. Quindi dobbiamo arrivare ai 10.000. Arriviamoci. Si deve cliccare sopra la cosa, così poi cliccate sulla campanella, poi vi iscrivete al canale Telegram, poi dovete praticamente fare... Basta, sei cringe, quante cose. Tutte le cose bellissime. Io mi ricordo come mi chiamo.